Ringrazio la Fondazione Sardinia che ci consente forse per la prima volta come organizzazione degli imprenditori di dire la nostra opinione, di presentare la nostra opinione sul problema del federalismo, anche se diciamo, gli imprenditori hanno una storia sulle proposte di innovazione istituzionale abbastanza consolidata. Quindi vi porterò l'opinione della Confindustria e degli imprenditori sardi nel progetto della Sardegna federata. Nei mesi scorsi un famoso opinionista ha censito 4 tipi di federalismo in Italia: quello pragmatico, quello agitatorio, quello gradualistico e quello declaratorio, che è poi quello che in Italia in cui tutti noi eccelliamo. Anche in Sardegna l'approccio al federalismo e alla collocazione della Sardegna stessa nel processo di riforma statale in atto è stato finora giocato a livello soprattutto di dichiarazioni di intenti o di discussioni. Se ne è parlato molto, ma raramente in termini di efficienza, di utilità e di attenzione al risultato finale. La riforma delle regioni nel nuovo statuto federale è un obiettivo ormai non più rinviabile, stante lo stallo in cui versano la nostra autonomia ed il nostro assetto istituzionale, largamente inadeguato a rispondere in maniera efficiente ed efficace ai cambiamenti in atto, come pure l'intero sistema burocratico regionale. Credo si debba partire dal significato stesso che alla parola riforma si deve dare. Riforma significa collegare per mezzo di principi o strumenti normativi le istanze provenienti dal basso con le esigenze di governabilità. Troviamo esempi di questo concetto analizzando molti aspetti che vengono spesso richiamati nel dibattito sulla riforma sia dello Stato che delle regioni. Il principio di sussidiarietà, non ce l'avevamo sentiti prima come usai, e di processi di delegificazione e razionalizzazione, molte volte citati quando si parla di riforme, possono essere variamente intesi a seconda che sia un rappresentante del mondo dell'impresa ad analizzarli, piuttosto che un rappresentante degli enti locali. Ecco dunque l'importanza che assume il confronto tra le diverse realtà della nostra società per mettere a punto la nuova regione, la quale non può essere il risultato di una discussione interna alla politica, ma deve nascere dagli input provenienti anche dalla parte più dinamica e moderna della società e dell'economia. Solo così sarà possibile realizzare un collegamento efficace ed efficiente tra le istanze provenienti dal basso e le esigenze di governo. Confindustria da tempo è impegnata nel dibattito culturale e politico sul tema della modernizzazione del sistema Paese, di cui il rinnovamento delle istituzioni e l'amministrazione rappresenta un capitolo importantissimo. Nell'ambito della revisione dell'organizzazione istituzionale ed amministrativa dello Stato, la Regione costituisce il soggetto portante di un processo di rinnovamento in senso federalista. In tal senso si spiega la conferma dell'opzione federalista di Confindustria, convinta che il federalismo rappresenti un'occasione preziosa di rinnovamento istituzionale, di responsabilizzazione dei soggetti pubblici, di protagonismo delle regioni e delle autonomie locali, di trasformazione di apparati burocratici ed amministrativi, spesso ridondanti ed inefficienti. Il nostro obiettivo è quello di costruire uno statuto che disegni un ordinamento al passo con i termini di snellezza ed efficienza ed in grado di dare risposte alle nuove domande che pervengono dalla società. Più in particolare, riteniamo che la finalità del nuovo statuto debba essere quella di dare un forte impulso ad un nuovo patto di fiducia tra cittadini, imprese ed istituzioni, intervenendo sui temi della maggiore trasparenza dell'amministrazione, della accessibilità delle informazioni, della individuazione di strumenti di tutela dei diritti fondamentali. Come?
Innanzitutto accogliendo e diffondendo i principi di libertà economica, di competitività economica ed istituzionale, di innovazione e di efficienza. Si tratta di riconoscere nell'impresa lo strumento motore di sviluppo dell'economia e della società. È necessario sostenere e favorire la crescita e la competitività delle attività produttive, compatibilmente con le esigenze dell'ambiente e del territorio. È fondamentale perseguire la più ampia applicazione del principio di sussidiarietà verticale, individuando il livello di governo più attrezzato per rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini, ed orizzontale, affidando a soggetti privati attività e funzioni pubbliche che possono essere più efficacemente gestite secondo logiche di mercato. Ciò al fine di cogliere i processi di trasformazione in atto da tempo nella società, volti ad affidare un maggior ruolo al settore privato ed a porre in essere il contenimento della spesa pubblica. Si tratta di favorire, nell'esercizio dei propri compiti, l'integrazione degli apporti funzionali di soggetti privati ed imprese al fine di realizzare idonee sinergie mirate a gestioni più efficienti ed economiche, accelerando i processi di burocratizzazione, di alleggerimento dell'apparato pubblico, di riqualificazione delle funzioni pubbliche essenziali. È inoltre importante favorire la liberalizzazione dei mercati e la privatizzazione dei settori dell'economia regionale, in cui permangono quote di presenza pubblica soprattutto nel settore dei servizi, non sempre efficienti e utili. Il nuovo Statuto deve rimuovere gli ostacoli che limitano la concorrenza e condizionano o rallentano lo sviluppo. A tal fine dovrebbe perseguire la più ampia delegificazione delle regole attinenti alla gestione dell'attività economica, intensificare l'attività di semplificazione amministrativa procedurale nella materia di diretto interesse dell'impresa, prevedere procedure di analisi preventiva dell'impatto delle norme sulle imprese in termini di costi-benefici. Un esempio negativo in questo senso, tanto per capirci, è stato dato recentemente dalla presentazione del piano regionale dei trasporti, bellissimo, che però non prevede alcun tipo di analisi di questo tipo. Si tratta di riconoscere e promuovere l'autonomia dei comuni e delle province, intesa quale diritto ed effettiva capacità di disciplinare e amministrare gli affari pubblici riferibili all'interesse della popolazione locale, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di intrecci di livelli decisionali che non consentono una valutazione dell'azione degli amministratori pubblici in termini di efficacia e responsabilità. A tal fine si tratta anche di trasferire agli enti locali per l'esercizio di potestà amministrative cedute o delegate, personale, strutture e risorse strumentali al fine di semplificare la complessa struttura dell'apparato burocratico regionale nell'interesse dei cittadini, delle imprese, di tutti gli utenti. È altrettanto importante che il nuovo Statuto promuova una cultura amministrativa del risultato, che veda il cittadino e l'impresa come utenti clienti e non come soggetti sui quali esercitare poteri ai quali imporre adempimenti spesso soltanto formali. Come pure si tratta di favorire i rapporti associativi tra gli enti locali come presupposto di buona ed efficace gestione delle funzioni e dei servizi offerti. La Regione deve inoltre assumere quale principio ispiratore della propria azione il merito della programmazione, inteso come quadro di riferimento degli obiettivi, degli interventi e delle risorse da impiegare al fine di realizzare effettivamente opportunità di crescita e di competitività dell'economia e del territorio. A tal fine la Regione dovrebbe concorrere come soggetto autonomo alla elaborazione degli atti di programmazione nazionale e comunitaria e si dovrebbe dotare al proprio interno di strumenti di programmazione economico-finanziaria, coordinati ed armonizzati strutturalmente con quelli di livello nazionale e comunitario, evitando gli attuali scollamenti anche interni. Un esempio per tutti: il Centro regionale di programmazione e gli assessorati. I piani, i programmi, gli accordi, i contratti di programma e ogni altro atto di programmazione dovranno essere definiti sulla base di strumenti semplici e flessibili, tali da consentire ogni più opportuno adattamento sia al mutare delle esigenze,
sia la partecipazione e il coinvolgimento propositivo degli enti locali e delle parti sociali di volta in volta più direttamente interessate. La Regione deve riconoscere e promuovere l'esercizio effettivo e sostanziale del diritto dei cittadini e delle imprese, delle comunità territoriali, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni che perseguono la tutela degli interessi collettivi, a partecipare alla formazione, definizione e attuazione degli obiettivi e delle relative scelte programmatiche, legislative, amministrative, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. La Regione, anche alla luce del libro bianco del Ministro Maroni, sarà destinata a dover gestire gli effetti della deregulation nel campo dei contratti di lavoro, acquisendo nuove funzioni e competenze. Sarà dunque necessario che essa si attrezzi per tempo per non trovarsi ancora una volta spiazzata dai cambiamenti in atto. A tal fine la Regione deve assicurare la più ampia informazione sulla propria attività. La Regione deve essere dotata di autonomia finanziaria e tributaria nel rispetto dei principi di coerenza sanciti dal Patto di stabilità o in altri accordi sottoscritti a livello nazionale ed europeo. Nell'esercizio di queste sue prerogative, la Regione stabilisce i limiti di spesa e di pressione fiscale, operando nel rispetto del principio di non aggiuntività, ma di sostituibilità del prelievo esistente, in coerenza con una linea tendenziale di riduzione del carico fiscale. Ecco dunque i contenuti generali della riforma che il mondo dell'industria propone. Gli industriali sardi ritengono infatti non più rinviabile un impegno per la modernizzazione della nostra Regione. Modernizzazione che deve essere rivolta a creare il più ampio coinvolgimento delle forze economiche e sociali, dell'amministrazione regionale e locale, nell'individuazione di metodologie di sviluppo territoriale che assicurino un contesto favorevole alle iniziative economiche e alla qualità della vita dei cittadini. Credo e sono convintissimo che sia perso e si stia continuando a perdere molto tempo. Lo scenario è profondamente modificato ed è in atto una rapida convergenza delle regioni a statuto ordinario verso forme di autonomia addirittura superiori o che scavalcano quelle assicurate finora alla nostra Regione. Dubito francamente che vi siano spazi ulteriori per pensare ad una nuova autonomia. Ritengo piuttosto che vada aperta una seria riforma della Regione al fine di ridare competitività alle forze economiche e sociali di cui la Sardegna è ricca e che sono state schiacciate da un sistema che ormai da troppi anni vive una fase involutiva. Grazie.